Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. E oggi siamo sempre con World of Warship, con gameplay con una portaerei, una tier 7, la Ranger. La Ranger è una portaerei che di solito si usa con il ponte di volo coi caccia. Io invece di solito la uso con il ponte di volo standard, ovvero un caccia, un bombardiere e un aereo silurante. Intanto vediamo che la partita è già avviata, perché ovviamente ho voluto fare dei tagli in questa partita, poi vedrete anche in seguito, perché se no era troppo lunga. Già è difficile portare un gameplay con una portaerei su YouTube, perché già di per sé è abbastanza pesante e senza troppe azioni. Quindi questo è un compromesso, ovvero porto così ed editato in questa maniera, in modo tale che sia più fruibile, ma allo stesso tempo che includa le parti più importanti. Come possiamo vedere, i miei fighter li ho mandati quasi a sacrificarsi, perché avevo contro una Saipan, e la Saipan ha dei fighter molto più forti dei miei. E la Saipan ricordo che è un premium, sempre una tier 7, e anche per questo è leggermente più forte. E adesso però vediamo che io sia i bombardieri che gli aerosiluranti li avevo mandati a bordo mappa per poi assaltare appunto la Saipan, perché volevo togliermela dalle scatole in modo tale da aver campo libero. E vediamo che gli appicco un incendio in modo tale che è costretto a curarsi, perché la mia tecnica non è che sia mia, è la tecnica solita che utilizzano i giocatori di portaerei quando vogliono shottare l'avversario con un singolo raid, ovvero tu aspetti che l'altro si curi dall'incendio e dopo intervieni con gli aerosiluranti, oppure viceversa, in modo tale da fargli prima l'incendio e poi l'allagamento, in modo tale da eliminarlo del tutto. E ovviamente ci vuole fortuna. Poi si può anche montare qualche bandierina per aumentare le statistiche. Qua ho fatto comunque un drop abbastanza schifoso, perché lui stava andando indietro, quindi ho fatto un drop manuale mentre stava andando indietro, però adesso stava riandando avanti, quindi soltanto uno si è preso, ma quello gli è pur bastato, perché adesso c'ha una falla. E anche se ha molta vita, cioè relativamente molta vita, le falle durano molto e tolgono molti HP. Adesso si vede, cioè ho velocizzato perché non è che succedesse molto. Comunque c'è da segnalare che col caccia spottavo il destroyer nemico, anzi i destroyer nemici, che anche quello è una parte molto importante per chi ha la portaerei. E comunque adesso si vede che appunto ho fatto il liquidatore, quindi tutti gli HP che aveva quella portaerei sono stati presi da me, con questa tecnica anche astuta, ma anche alla fine abbastanza facile da fare. Adesso taglio e faccio vedere quest'altro bombardamento che avevo fatto contro questa corazzata, e gli avevo fatto un incendio. Adesso successivamente ho mandato anche gli aerosiluranti per finirla. Ovviamente usando questa tecnica qua, ovvero aspettare che finisca cioè che usi il repair e successivamente andare con l'altro gruppo, è una tecnica molto usata, però allo stesso tempo molto efficace. E lo dico perché vedo molti che la portaerei non la sanno giocare benissimo, e anche se io non sono un giocatore esperto, posso comunque dare questo consiglio, ovvero quello di non mandare bombardieri e aerosiluranti sullo stesso obiettivo nello stesso momento, ma di aspettare un minimo, in modo tale da massimizzare i danni. Intanto qua faccio vedere la clip che distruggo un po' di fighter nemici, nulla di che, potevo anche escluderla, però anche questo è parte del gioco della portaerei. Questo è un drop manuale, ovviamente tutti i drop manuali non si vedono dal replay, però non ci posso fare niente. Comunque vi segnalo che le portaerei possono fare drop manuale sia con i bombardieri, sia con gli aerosiluranti e anche con i fighter da tier 6 in su. Se avete una portaerei tier 6 probabilmente potete, cioè no, non probabilmente, potete fare i drop manuali. E com'è che si fanno? Dovete tenere premuto Alt sulla tastiera e dopo vi comparirà una sagometta che io non posso farvi vedere adesso perché non
i replay non li fa vedere, adesso comunque faccio vedere un altro taglio. E questa è la Nelson è una nave, io direi anche AOP, perché adesso potete vedere quanti HP gli tolgo e quanto velocemente si cura e quanti HP si cura. E per non contare poi che c'ha dei cannoni molto potenti e che non... Ecco, vedete, era fin di vita, guarda la vita che sale. Ecco, e questa clip può commentare la nave di per sé, quindi non sto neanche a sprecarci troppo parole. Volevo montarci anche qualche immagine divertente, roba del genere, però penso che il gameplay stesso commenti quanto sia OP quella nave. Comunque adesso qua includo anche un po' la situazione opposta, ovvero che la portaerei nemica tenta di attaccare noi. Io tento un po' di schivare un po' di siluri, però ero consapevole che qualcosa mi beccavo. Comunque notate che quando mi hanno bombardato coi bombardieri non ho usato subito la R, aspettando che arrivassero anche gli aerosiluranti, in modo tale che non faccia lo stesso errore del mio nemico. Comunque adesso c'era un destroyer, i destroyer sono pericolosissimi per le portaerei, quindi gli altri giocatori dovrebbero distruggerli prima che arrivino dietro le linee nemiche o linee amiche, dipende dai punti di vista. Quando venite spottati dovrete concentrare tutti gli aerei contro quel singolo destroyer, come stavo facendo anche io. Soltanto che la portaerei amica è stata particolarmente fortunata e l'ha distrutto con le secondarie. Questa è una New York che Poletta stava morendo e io mi ciulo la kill con una bomba perforante. E c'è anche da dire che i bombardieri fanno anche più male rispetto ad alcuni colpi dello stesso calibro, perché colpiscono verticalmente, quindi vanno incontro ad una corazzatura meno spessa rispetto alla corazzatura verticale delle corazzate, perché la corazzatura dei ponti di solito non è corazzata quanto la cintura corazzata verticale. Comunque qua vediamo che ho scoperto anche l'altra portaerei e gli ho droppato una salva anche senza il drop manuale. Qua mi sono sbagliato, potevo fargli molti più danni, però gli ho fatto un allagamento che anche se non si è riparato non mi ha fruttato niente di che, perché adesso arrivavano i bombardieri alleati e non l'hanno finita loro, ma l'ha finita una corazzata, ma poco male. Comunque qua c'è un ultimo destroyer, io continuo a spottarlo pensando che lo finiscono gli altri, invece io ho l'ultimo squadriglia di bombardieri e lo finisco io. Comunque se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace e ci rivediamo alla prossima. Tanto bene è tutto, passo e chiudo.